sono 5 anni in cui corriamo da un'azienda all'altra, da una struttura all'altra, per cercare di tenere occupazione, per cercare di fare in modo che questo Paese esca finalmente dalla condizione di difficoltà. Non credo che lavorare il 1° maggio sia un contributo a uscire dalla crisi, è un sacrificio che chiediamo venga fatto all'altare del consumismo. Credo che ci possano essere altre condizioni da mettere in campo per i lavoratori, per esempio anche lo strumento dell'orario di lavoro che può essere ridotto per permettere a più persone di stare dentro il mercato del lavoro, di poter lavorare e guadagnarsi uno stipendio. E la situazione nel Bassanese com'è? Credo che sia una situazione nel Bassanese che rispecchia un po' la situazione che c'è in tutto il Veneto. Le grandi e medie aziende si sono stabilizzate e le piccole realtà artigiane sono ancora in sofferenza, ed è un tessuto importante per l'economia del nostro territorio. Poi ci sono alcune situazioni particolari di gestione non proprio positiva dal punto di vista finanziario che sta determinando grosse preoccupazioni, e da questo punto di vista c'è un problema che riguarda lo strumento finanziario, cioè il sistema bancario, che non sta per niente aiutando quel poco di crescita e di ripresa che si sta girando nell'Europa. L'Italia, il Veneto, Bassano ha dei ritardi,